Allora, la giacca è servita, non è arrivata la vittoria, però è arrivato un pareggio che permette al Napoli di restare comunque in vetta e di affacciarsi alla sosta con maggior serenità. Buonasera ragazzi, ora l'adrenalina è tanta. Infatti sembra che hai giocato tu. Sì, vedere la partita qui in tribuna non è facile. Questa giacca la benedirò, ma soprattutto penso che il Napoli esce consapevole che questo campionato lo dobbiamo dire noi, questo campionato lo possiamo perdere solo noi ragazzi. Siamo una squadra fortissima. Addirittura? Sì, io rincaro la dose, non so se lei si ricorda, prima ho detto non mi accontento. Il Napoli ha giocato, ha sofferto, sappiamo soffrire, ha giocato tutta la squadra, mi dovete dire come mai con l'Atalanta non avevamo questo ritmo, ok? Perché tutte le analisi 4-3-3, 5-3-2, 1-1-1, 3-3-3, il Napoli stasera è andato in campo con il piglio giusto. Non abbiamo vinto, ma non penso che questa Inter abbia fatto qualcosa per dimostrare che sia migliore di noi. Quindi stasera siamo consapevoli che la capolista è una sola, anche se ce ne sono 2 o 3 là sotto. Ma lo dico con i piedi per terra perché tutta la squadra sa cosa deve fare. Mi dispiace non aver visto Neres. Va bene così, perché significa che Antonio Conte la pensa così. Io sono con lui, sono con il presidente, con questa società e ci divertiremo. Molto umilmente, piedi per terra, ma ci divertiremo. Mi sa che stiamo facendo un'intervista doppia qui. Allora facciamo una cosa. Siamo da vedere la partita così. Sì, la giacca di 10 anni fa vincemmo 3-0. Allora, se tu avessi seguito il prepartita di Calcio Napoli invece di lavorare, lo avresti saputo. Dire, c'è troppo leggero, No. sembra troppo leggero. Infatti si deve un attimo coprire, altrimenti qui è. Adesso è l'adrenalina, il sangue pompa, 44, 40 si fa freddo, non ci fa freddo qui. Vabbè, comunque ti lascio con Pasquale, Vabbè, Sì, pure perché io avevo giusto un'ultima domanda. Napoli sempre e comunque, non ci prenderà più nessuno. Ricordatevi queste parole. Lo disse anche qualcuno molto famoso, si chiamava Lupen, non l'hanno mai beccato, veramente. Grazie. Allora, la mia domanda era proprio su Lukaku. Conte si arrabbia ogni volta che gli si chiede di Lukaku dopo una partita, prima di una partita. Ti faccio questa domanda perché insomma il belga ha giocato veramente in un contesto molto difficile. Ogni volta che toccava palla veniva fischiato dall'intero stadio e San Siro è mastodontico, quindi da un certo punto di vista l'impatto c'è. Credi che abbia condizionato questo anche oggi o in generale si continua con una certa difficoltà atletica per quanto riguarda il centravanti? Ragazzi, Antonio Conte è una persona che è credibile. Il progetto suo è con Lukaku. Secondo me è giusto che non gli si chieda più di questo Lukaku. Giocare qui è un inferno. Penso che più di qualche fallo non gli è stato fischiato a Lukaku. Sappiamo il fisico che ha, sappiamo che non è brillante in questo momento, ma sta facendo una preparazione diversa. A breve inizieranno gli scarichi sicuramente e lui ritornerà in forma quando sarà il momento. Magari quando le altre squadre sono in una fase più delicata, Lukaku ci regalerà dei gol. Poi che un giorno riposi Lukaku e giochi Simeone, che ben venga, però non lo vedo questo problema io di Lukaku. Sinceramente ci aspettiamo tutti di più, ma non è facile giocare in questi contesti. Io sono con Conte e forza Lukaku, perché giocare qui e sentire queste parole becere per 90 minuti, sentitemi, non è una cosa tanto facile. È sempre un giocatore, ma siamo sempre uomini. Tutta la vita forza Lukaku. Sì, anche perché insomma a questo punto ci agganciamo e andiamo un po' a ricordare, raccontare quello che è accaduto, perché praticamente al di là dei fischi per ogni singolo tocco di palla, ma fischi veramente assordanti, ci sono stati anche proprio dei cori cantati da tutto lo stadio, non solo dalla parte degli ultras. Io vedevo anche le postazioni al mio lato con tifosi, famiglie che comunque si aggiungevano per cantare Lukaku uomo di M, proprio per rimarcare forte quella delusione da una parte e odio, anche forse odio sportivo diciamo così, dall'altra, perché c'è un accanimento importante, c'è stato un accanimento importante e insomma da questo punto di vista è stato anche giusto quindi sottolineare questo, così come dicevi che quindi è una questione di preparazione atletica. C'è qualcuno che teme che sia arrivata la data di scadenza di questo finale di carriera?
Ragazzi, io ci credo, ripeto, non metto in dubbio Conte. Antonio Conte saprà se Lukaku è nella data di scadenza. Io non ci penso che sia nella data di scadenza. So che per recuperare una certa forma ci vuole del tempo, va aspettato, si deciderà qual è questa deadline e ci abbiamo delle giuste alternative. Il Napoli ha fatto la sua partita, Lukaku si tiene uno, sempre due difensori, va bene così. Sui cori, ragazzi, i napoletani forse ci abbiamo una marcia in più, perché per noi il pane è più difficile, è sempre più sofferto. Sono 90 minuti che sentiamo cori e tutto, ma non dobbiamo mai cadere in nessuna trappola, sempre essere superiori. La vita è bella, il calcio è bello e Napoli ha dimostrato sempre dal regno dei Borboni che siamo quello che siamo. Siamo una città storica, tutti ci invidiano e non ce lo vogliono dire. Io sono venuto a sfidare anche il freddo. Lo stai ancora sfidando. Mi sa che adesso la giacca è necessaria, perché qui c'è nebbia, tu stai addirittura così, quindi magari ti ringrazio e ne approfitto pure affinché possa tu ricoprirti, che è il momento. Grazie mille, questa giacca ti raccomando, riutilizzala sempre e comunque, e ricordatevi queste parole: orgogliosissimi di essere napoletani. Grazie mamma per avermi fatto napoletano, un saluto a tutta Napoli, buona serata. Grazie mille, e riaccogliamo Paolo che nel prepartita si era pronunciato positivamente con sensazioni anche di vittoria. Questo pareggio va bene comunque, però ti lascia un po' di amaro in bocca. Beh, certo Pasquale, se magari Simeone vedendo l'ultimo frame, se Simeone fosse girato un po' meglio, avesse tirato un po' meglio, vabbè, ma col senno di poi siamo tutti quanti bravi a dire dopo la partita tutto. Non abbiamo perso nulla, ricordiamo a tutti che siamo comunque ancora a novembre, quindi ci sono tantissime partite che ancora può pareggiare in casa l'Inter, il Napoli, sperando di no ovviamente. Il ragazzo di prima diceva com'è possibile che l'Atalanta, che abbiamo perso 3-0 con l'Atalanta, era un anticipo era un anticipo del mezzo della mia teoria. La tua teoria Oggi l'Atalanta pure stava complottista, perdendo, come la vogliamo denominare? Complottista, anche perdendo l'Atalanta. Okay. Poi non è veramente tutti gli anticipi escono in un determinato modo. Poi vabbè, sono statistiche che poi reali. Che dire, fa freddo, si gela, ci saranno 6-7 gradi, sì. Però siamo abbastanza soddisfatti. La cosa brutta, dove te l'ho detto, a parte l'esonero del tecnico della Roma, dove il Conte dovrà lavorare molto, ma dovrà lavorare anche molto sulle palle perse. Tutti i contrasti vinti da loro, passaggi che magari il più delle volte non riuscivano. In uscita qualche sbavatura in uscita, tocchi magari controlli di palla, tocchi sbagliati, erronei. Bisogna fare di più, Conte deve lavorare molto su questo. Neres me lo sarei aspettato, tu mi hai fatto la domanda, mi pare che hai fatto tu la domanda, vedere Neres entrato al... Sì. No. Sì, non è entrato, peccato, me lo sarei aspettato, un'entrata magari, che ne so, al 75esimo, al 70esimo. Invece è entrato Ngonghe, che è un attestato di stima per questo ragazzo che comunque lo merita. Dall'altra parte è stato sorprendente, però diciamo che la questione tattica ha avuto la meglio, probabilmente. Male che Buongiorno, io l'ho visto dalla tribuna che si è accasciato proprio lì penso che avevamo la stessa visuale, perché stavo di fronte a te, quindi tu l'hai visto a sinistra e io a destra, quindi però appena si è buttato a terra, ha alzato la mano, ho detto mamma mia. Lì abbiamo tremato tutti, perché poi lì rischia di cambiare la stagione. Sì, un Cannavaro del 94, non so se te lo ricordi, noi un po' più vecchiotti ce lo ricordiamo. Sì, là sarebbe stato veramente tragico, qualcosa che è insostituibile, forse è l'unico insostituibile. E stasera è stato tra i migliori in campo. Sì. Sembrava un qualcosa di serio, poi fortunatamente si è alzato con le sue gambe e ha giocato anche. Purtroppo ancora Lukaku purtroppo ancora siamo ancora lontani dalla forma migliore, diciamo così, se no facciamo scatenare tutti. Un attimo, che mi chiudono. Vai. Come vi avevo detto, avete fede e ci divertiamo quest'anno. Che ti chiudo? Ciao ragazzi. 4 punti a San Siro, tanta roba. Mamma mia. Quarto scudetto. Mamma mia raga. Adesso tocchiamo la Roma, mi sembra, giusto? Esatto. Mi sto emozionando. Forza. Abbiamo un grande mister. Ma il 4 era per lo scudetto o per i punti a Milano? No, il 4 più 4. 4 più 4. Vi voglio bene, andiamo. Forza Napoli. Allora,
Ciao Maui, ciao. Se ne deve scappare. E allora, per concludere, cosa lascia questa partita? Oltre il primato al Napoli, dà maggiori consapevolezze, sicurezze rispetto a quelle totalmente smarrite con l'Atalanta. Ma Pasquale, l'Atalanta, io te l'ho detto, è una partita a sé, una partita che non rivedremo mai più. Un po' per l'orario, un po' perché comunque l'Atalanta poi è forte, Sì, è una assolutamente. bella squadra, c'è poco da dire. Assolutamente. Io mi devo sempre lasciare, devo fare ovviamente il tifoso neutrale, ovviamente. Anzi il non tifoso, quello che cerca, fa finta di capire un po'. Ti ripeto, sono partite a sé, sono partite difficili, sono partite che difficilmente anche vinci o pareggi. Sì. Date quell'Atalanta è una squadra devastante, ma anche l'Inter è una squadra molto fisica, vincevano tutti. Ma con la Roma è un punto interrogativo, non so che dire, perché con questa cosa già non so, già hanno dato il nome del sostituto di. Ma guarda, dedicandomi alla partita non ho approfondito, però dalle ultime non doveva esserci il ritorno di Avevo De Rossi. letto da una parte Nel una gita, prepartita addirittura ho letto della possibilità di Rudy Garcia, poiché si era parlato anche di questa ipotesi. Sembra che però Mancini tutti quanti prendiamo sembra in giro Rudy che Garcia, tutti lo prendiamo in giro, Sì. È stato quello che in trasferta però ha fatto più punti l'anno scorso, quindi secondo me gli dovremo delle scuse. Perché secondo me gli dovremo delle scuse perché è stato cacciato. Anch'io gli ho detto tante di quelle, ti ricordi, dopo l'Empoli stavamo insieme, ti ricordi? È un altro anticipo del mezzogiorno. Però guarda, là io credo che l'anno scorso per la motivazione sbagliata di tutti i giocatori, là avrebbe fallito anche Conte, avrebbe fallito anche Conte. Poi ovvio, era come la prima giornata a Verona, poi ovviamente gli metti Neres, McTominay, Gilmour e tutti gli altri che arrivano comunque dalla seconda in poi, dalla terza in poi, è ovvio che poi con i giocatori cambia da così a così ovviamente. Che ti devo dire? Ma torniamo a Napoli, domani si lavora. E si ricomincia. 3-4 ore di sonno, mamma mia. E questa è la vita di chi E questa segue è il la Napoli in vita- la trasferta vita di noi pazzi che amiamo tutte il le Napoli, gare. È chiaro che il pallone è rotondo, l'ultima cosa poi passiamo subito qui, il pallone è rotondo, ma non voglio pensare, se non per il fattore della rivalità, del contesto, che la Roma possa essere un problema per questo Napoli, perché siamo rivali di tutti ormai in Italia. questo è vero, Basta questo è vedere quello che vero. hanno detto pure alle altre reti, cose assurde. Esatto, non voglio pensare che il Napoli debba avere, tra virgolette, timore di questa Roma. Rispetto come per qualsiasi altra, però la vedo veramente messa male questa Roma. A meno che non arrivi qualcuno che faccia il miracolo, a meno che non arrivi, non faccia la partita della vita con il Napoli, mi sembra difficile che... L'esperienza ci insegna che chiunque arriva. Fermo restando che i valori della Roma singolarmente comunque sono valori non banali, attenzione. Però, chi lo sa. Allora lo stesso discorso del Napoli dell'anno scorso, anche l'anno scorso c'aveva dei grandissimi giocatori. Infatti però, io vedo un'analogia tra le due, poi alcune partite come a Sassuolo che ne fai 6, Napoli dell'anno scorso, Sì, certo. e poi campionato così. Grazie Paolo. Grazie a te e forza Napoli Buon sempre. Facciamo 3 ore di sonno, 8 gradi. Ciao. Allora venite, un po' di voce ti è rimasta. Ah, ti è uscita al contrario, ho capito. Ho urlato, sei sbloccato qualcosa. Ah, ok, capito, hai fatto al contrario, piuttosto che... Allora diciamo che possiamo essere soddisfatti. Siamo soddisfatti perché fondamentalmente venire a Milano col Milan e con l'Inter 4 punti in 15 giorni, con 15 giorni da primo posto goduti a casa sul divano, diciamo che siamo contenti. Poi siamo sempre napoletani, il gol di Simeone all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, cazzo, alla fine là, capito? Quasi un rigore in movimento, Quasi no? il movimento. Facevamo un Cioè, salto e arrivavamo. però, allora, diciamo che secondo me il Napoli manca ancora la convinzione di essere una grande squadra, perché poi alla fine a tratti l'ha avuto pure, nel secondo tempo soprattutto, ha cominciato a governare la voce. Veramente gli è uscita la voce, Io Gianluca, faccio il bordello, senza voce, va. E quindi poi comunque tornando a noi, secondo me è un campionato tutto da divertirci, da vivere giornata per giornata, come ho detto all'inizio, giornata per giornata, ma siamo una sorpresa anche per noi. Vero.
perché si ripartiva, lo abbiamo detto, lo diremo fino alla noia, ma va sempre ricordato dal 10° posto, quindi comunque... Allora, voglio dire, tutti quanti noi qua, secondo me, tutti quanti pensavamo di perdere oggi con l'Inter. Speravamo al pareggio, ma Esatto, ci siamo detti prima di sì, entrare, sì, il pareggio io ci va non benissimo. avevo quella convinzione che il Napoli avrebbe perso, anzi no, assolutamente no, però poteva capitare, perché comunque l'Inter è una signora squadra, però credevo nel pareggio, credevo nella reazione. In particolare un tifoso ha detto: Conte non ne sbaglia 2 di fila, quelle parole, forse le hai detto tu, e allora mi sono piaciute quelle parole e ecco qui. No, aspetta, Ok, vai, nel frattempo che prepari. Allora, tu eri abbastanza ottimista nel prepartita, eri sereno, eri tranquillo, hai avuto le conferme che cercavi, qualcuno mormora sempre per la questione gioco, però il Napoli va via da San Siro con 4 punti, gioco, non gioco, Lukaku, non Lukaku. Sì, allora, pensavo e speravo di portare via almeno un pareggio. Per quanto riguarda, dico la verità, a me Lukaku non è dispiaciuto, resta solo quell'atteggiamento, come ti dicevo prima della partita, che secondo me è troppo poco supportato, sia Politano che Kvaratskhelia. Cioè, paradossalmente noi sull'1-0 qualche ripartenza, che se eravamo più precisi, più cattivi, potevamo andare anche sul 2-0 e avremmo visto un'altra partita. Lukaku, anche con il mio amico, ci siamo detti, lottava, ha fatto quel che ha potuto, perché comunque era poco supportato. Mi sarebbe piaciuto vedere Neres dal 70° in avanti, non abbiamo avuto l'occasione, però mi è piaciuto tanto McTominay, perché stasera sia Gilmour che Lobotka quando è entrato che Anguissa non mi sono piaciuti molti, troppi errori in fraseggio. Gilmour comunque ha avuto qualche sbavatura, tant'è che c'è stata appunto la sostituzione. Anguissa non proprio benissimo. Dicevi la questione di Lukaku isolato, in effetti Politano, che oggi come dire ancora di più tornante, ancora di più esterno, anche quasi difensivo, rende proprio l'idea di quello che tu dici, perché poi dall'altra parte, se McTominay comunque non si sbilancia troppo, non avanza troppo, c'è solo Kvaratskhelia praticamente dall'altra parte, e quindi si crea quella condizione. Troppo isolato, quello è il mio pensiero. Poi oggi ho visto veramente un buongiorno strepitoso, anche mi è piaciuto Olivera e Rachmani. Si poteva magari usare qualcosina in più, però oggi diciamo che è un campo dove, come ci siamo detti prima, il pareggio non facciamo i pignoli o gli schizzinosi, ce lo prendiamo molto bene. L'unica cosa volevo chiedere, perché noi eravamo dall'altra parte dell'occasione del rigore dell'Inter, ma questo rigore c'era o non c'era? Perché Allora, noi da lontano... Noi in diretta dalla tribuna stampa abbiamo avuto la percezione che Anguissa avesse preso il pallone. Dopo, vedendo le immagini, abbiamo avuto questa certezza, abbiamo visto delle immagini ferme. Dopo vedremo anche le immagini in movimento, ma tutti ci dicono che prende il pallone. Ho Cioè, sentito che Conte era infuriato a DAZN che gli hanno fatto vedere l'occasione del rigore. Ho sentito solo perché internet non va benissimo, però ripeto, dallo stadio non si sembrava non rigore, e le conferme che ci arrivano dalla redazione in generale, anche proprio dall'umore dei tifosi, è che non fosse assolutamente Quindi rigore. Abbiamo visto anche le immagini, quindi questo allora è un punto ancora più pesante, vista la situazione e tutto. Bene, ci prendiamo questo punto, andiamo alle pause nazionali sperando che tornino tutti integri, e forza Napoli sempre. Grazie, sei stato gentilissimo. A te. Hai recuperato quello che volevi recuperare? Niente. Avevo pronosticato l'1-1. Proprio di questa gara. Sì, avevo detto proprio che sarebbe finito 1-1. Il mio sogno era la vittoria, però avevo pronosticato 1-1. Però non male, no? 1-1. No, non male. Cioè, poi parliamoci chiaro, prima della sosta, dopo una sconfitta in casa interna contro l'Atalanta così pesante, una mazzata qua poteva influenzare a livello psicologico molto. Invece sto pareggio dà fiducia, rasserena un po' l'ambiente, dà di nuovo quell'entusiasmo, non troppo come c'era prima, perché era un po' esagerato anche permette di risistemare un po' alcune situazioni interne da sistemare post Atalanta e quant'altro ancora. Quindi... Esatto. Poi, come diceva Enrico, sperando che va tutto liscio con questa pausa nazionale, perché sappiamo che in alcuni reparti siamo un po' corti, quindi è importante anche quello. Quindi a questo punto ce lo teniamo alla grande, in uno stadio difficile. 4 punti a Milano non li vengono a prendere tutti, tra Inter e Milan. E secondo me non perderla oggi non è che mi sbilancio,
è un segnale che il Napoli veramente può sognare in alto, diciamo. Non è tra la favorita e cosa, però se vieni qua e non le prendi dopo una batosta che poteva essere psicologicamente veramente ti poteva distruggere, vieni qua e la giochi, poi vabbè, becchi pure un rigore contro, passi pure in vantaggio. Abbiamo avuto qualche occasione che potevamo fare meglio, però comunque ci sta bene, ci sta, ce lo teniamo stretto, siamo contenti e usciamo sicuramente più forti di qualche settimana fa. Questo è È un Napoli che non è arrivato, non è entrato in campo intimorito o comunque condizionato dalla sconfitta con l'Atalanta, è stato comunque un Napoli che da un certo punto di vista ha fatto la sua partita, l'ha fatta con convinzione. Poi c'è questa sosta nazionale che crea sempre quella suspense. Cosa dobbiamo ritrovarci questa volta dalla sosta nazionali? Andrà tutto bene? Cosa dobbiamo temere? Ma la sosta ci dà ancora pieno forza, diciamo, perché diciamo questi 10 giorni, 15 giorni la squadra prende vigore ancora di più, stanno ancora più insieme, anche se qualcuno parte per la nazionale. Infatti io mi riferisco proprio ai giocatori che arrivano poi partono sani, ma alle volte arrivano non sani. Però quello che ho visto, ecco, nella partita di oggi abbiamo fatto una partita senza timore. Senza timore l'ha giocata il Napoli, non ci ha avuto paura, si è messa lì arroccata, no, si difendeva con ordine e ripartiva. Abbiamo 2 o 3 giocatori che stanno ancora un po' indietro. Quando si riprenderanno anche quegli altri 2 giocatori c'è un po' da pelare anche agli altre squadre. Quello è quello che mi interessava di più, di vedere una squadra con convinzione venire a Milano, di non farsi mettere sotto dall'Inter, ma ha giocato la partita, anzi ci abbiamo avuto anche parte il rigore che potevamo perdere la partita, ma abbiamo avuto anche delle chance da poter anche vincere. E vedi Simeone e vedi anche il contropiede di Kvara che ha messo al centro un po' diciamo male, un po' lunga, ma lì si poteva fare anche di meglio. Cosa manca a questo Napoli? Ultima domanda e ci salutiamo. Cosa manca a questo Napoli per fare un altro step in avanti? Questa è una bella domanda. Manca qualcosa in più in attacco. Diciamo, se Lukaku fa il Lukaku di 2 anni fa, forse qualcosa, quello è quello che manca, perché nel primo tempo abbiamo visto Lukaku fuori condizione, marcato, adesso lo aspettano tutto come si muove, allora sì, ma se prendiamo un Lukaku di 2 anni fa c'è tanta da fare. Non sei nemmeno troppo esigente nel dire Lukaku di 6 anni fa o 7 anni fa, ti basta quello di 2 anni fa? Mi basta quello di 2 anni fa, non vado avanti troppo. 6 anni fa certo, è un altro Lukaku, è un altro Lukaku, ma basta il Napoli, il Lukaku di 2 anni fa e già andiamo meglio, Perfetto, grazie mille, grazie per la compagnia e buon rientro. Grazie. Ed eccoci qui, abbiamo ascoltato anche la voce di qualche tifoso inevitabilmente soddisfatto, come potrebbe non esserlo dopo questo pareggio comunque alla Scala del Calcio, e il Napoli che praticamente in 15 giorni si ritrova con 4 punti da Milano. Qualcuno giustamente dice se Simeone non avesse sbagliato quell'ultimissima occasione addirittura ne erano 6, è vero, assolutamente vero, però va anche detto che 4 punti sono comunque veramente tanta roba, e il punto di oggi comunque è significativo perché è un punto sano, è un punto che arriva grazie a una prestazione comunque valida, assolutamente lecita, con la metodologia Conte e non con il gioco spumeggiante delle vecchie gestioni, ma quello non lo vedremo più ed è insomma, quanto prima ce ne facciamo una ragione meglio sarà per tutti, e il Napoli quindi da questo punto di vista chiude questa parte di campionato restando prima in classifica. Adesso ci sarà la sosta, bisognerà capire la questione Lobotka, che non è partito dal primo minuto ma è subentrato e subito si è visto il suo tocco. Non ce ne voglia Gilmour, che stasera ha avuto non poche difficoltà ma che resta comunque un giocatore importante, e bisognerà capire adesso con la sosta nazionale cosa succederà con la questione Lobotka, perché non al 100%, dall'altra parte però ha giocato a San Siro. Se Calzona, CT della Slovacchia, lo aveva di base già convocato, sapendo che a Castelvolturno insomma aveva ripreso a lavorare, sicuramente dopo averlo visto anche in campo a San Siro spingerà ancora di più per la sua presenza al raduno della nazionale slovacca.
E da questo punto di vista vedremo come si metterà la situazione con la SSC Napoli, che come abbiamo detto nel prepartita non è stata propriamente entusiasta di questa convocazione, di questa situazione, con la consapevolezza, e vale comunque anche se il giocatore è entrato in campo, che l'atleta ha comunque ancora bisogno di un lavoro personalizzato per riprendersi definitivamente. Così come chissà se si sarà ripreso definitivamente Ciro Novellino con tutte quelle pizze in studio. Vediamo, Ciro. Pure il mio vino, mi avete proprio, mamma mia, saccheggiato. Eh sì, pure perché più di una questione gerarchica dovrebbe valere, come dire, la regolarità di un'azione. Cioè, se non è rigore, non è rigore, punto. E poi si parla della gerarchia, quando, se può intervenire il VAR. Io non penso che sia un discorso poi dopo il VAR prende il controllo sull'arbitro o il VAR va ad arbitrare. No, io penso che bisogna fare il possibile per rendere la gara quanto più regolare possibile. Se invece ci mettiamo questa burocrazia dove alle volte, poiché l'arbitro ha deciso, il VAR non può intervenire, non può segnalare, con la burocrazia stiamo non ottimizzando questo strumento, a mio avviso. Se invece il VAR in alcuni episodi palesi, chiave, importanti, che effettivamente vanno rivisti, pure perché comunque è vero che questi arbitri sono esperti, sono abituati, però vedono comunque degli episodi in pochissimi secondi, in frame rapidissimi, quindi ci può stare la svista, alle volte è questione di prospettiva, poi il cervello, la psicologia fa tanti giochini, no? Ti credi di aver visto un qualcosa che magari non è così, perché uno strumento così potente, così valido non deve essere messo a servizio del bene del calcio a prescindere, solo per la sua regolarità e basta, ma soffermandosi a questa burocrazia e a quest'ordine verticale gerarchico che non sempre premia, perché spesso in questo campionato abbiamo, ma anche nei precedenti, abbiamo sentito il VAR non può intervenire ma l'azione è regolare. È un paradosso, il VAR è stato introdotto affinché tutte le azioni fossero regolari, o insomma quelle che non lo fossero venissero annullate. Allora c'è un cortocircuito in tutto questo, però ha fatto bene Antonio Conte a farsi sentire, perché va bene soprattutto se quel rigore poi non è stato decisivo, che fortunatamente Çalhanoğlu l'ha sbagliato, allora prende una forza anche maggiore secondo me rispetto al fatto che magari hai perso per quel rigore e quindi viene etichettata come sta rosicando Conte, sta rosicando chi che sia, e quindi per questo si esprime così. Si sente? Mi dai, Ciro, mi dai solo un secondo? Sì, voglio salutare un attimo una persona. Vieni, voglio salutare un attimo una persona in diretta. Questa è la sorpresa pure per te, Ciro. Ecco qui. E chi è?
è l'uomo con cui hai condiviso 6 anni, Emanuele Bernardo, perché ho detto doverosamente, sarà che io sono un po' sudamericano strappalacrime, telenovelas, queste cose così passionali, ho detto però un saluto in diretta lo devi fare, perché Emanuele Bernardo insomma ci saluta dopo 6 anni, resterà ancora quest'anno solare, questi ultimi 2 mesi se ho ben compreso, però questa è stata l'ultima trasferta. No, attenzione, sto parlando di ultima trasferta, e l'ultimo ballo lo ha voluto fare giustamente con un napoletano brasiliano, quindi un po' di samba, un po' di tarantelle e samba, no? Quindi ho detto ti devo salutare in diretta. Manuele, un saluto rapido, io ti ringrazio a nome di tutta la redazione per l'aiuto, il sostegno, l'amicizia e la compagnia. Sintetizza questi 6 anni, Beh, che dire Pasquale, diciamo che questo lavoro era il sogno di una vita da bambino. Che dire, resterò per sempre inevitabilmente legato a voi. Grazie, fatti dare un abbraccio. Dimmi. Dice che Vittorio Bernardo, tuo fratello, è più forte per giocare a calcio. Ma io potrei aver scoperto altri talenti in questa trasferta di Milano, attenzione, perché io poi sul lato scouting, ecco, e la chiudiamo qui. Esatto, scherzi a parte, ringraziamo ovviamente anche Salvio Passante, l'editore, che comunque ci permette di fare tutto questo e appunto ha dato l'opportunità anche a te in questi anni. Ringraziamo tutti, ma soprattutto ringraziamo te di nuovo, Emanuele, e in bocca al lupo per tutto. Ciao Ciro.